a riempirsi, e non parliamo ovviamente solo delle manifestazioni no Green Pass, ma parliamo anche delle manifestazioni pro DDL Zan, quando c'è stata la bocciatura in Senato. Parliamo dei ragazzi di Greta e quindi di Friday for Future. Ce ne sono tante, le persone sono tornate in piazza, però paradossalmente questo Covid le ha rese un po' più sole. Questo è un po' l'input che vogliamo dare al nostro prossimo ospite, la dottoressa Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno Anna, ben trovata. Grazie, allora grazie per essere con noi e per aver in qualche modo accettato di prendere questo spunto, perché noi giornalisticamente parlando le stiamo raccontando queste piazze, provando a dare loro voce. Che cosa sono? Cioè, possiamo raccontare questa piazza, che cosa rappresenta? Questo bisogno di ritrovarsi, questo bisogno di riunirsi, nonostante poi le piazze, e questo lo stiamo vedendo perché ce lo dicono i dati scientifici, creino dei focolai di Covid. Quindi abbiamo vissuto per anni, quasi 2 anni, senza dover fare assembramenti, e oggi stiamo vedendo una piazza dietro l'altra, ripeto, non solo no Green Pass, ma anche insomma per il DDL Zan. Allora dottoressa, ma chi c'è in questa piazza? Beh, sicuramente non si può fare tutt'uno di tutte le piazze, perché ci sono piazze arrabbiate e piazze che invece portano avanti delle voci un po' più composte di cambiamento. Da una parte sicuramente tutte queste manifestazioni di piazza, soprattutto quelle più arrabbiate, sono un po' frutto della comunicazione che c'è stata negli ultimi 2 anni incentrate sulla paura. Dobbiamo pensare che la reazione istintiva alla paura è fatta di paralisi, attacco e fuga. Quindi noi abbiamo passato la prima fase di paralisi, quella in cui si stava zitti e fermi in casa, ubbidienti. Dopo però, se continuiamo a incentrare tutto sulla paura, viene appunto la parte di attacco e fuga, quindi di protesta, di rottura, oppure di cercare di evitare le regole con degli escamotage. Mentre ci sono altri tipi di piazze nelle quali appunto si vuole far sentire la propria voce, ma non con un intento di rottura, ma con un intento di cambiamento. Quindi ricordiamoci che le piazze sono anche qualcosa di positivo, derivano dall'antica agorà, laddove si ritrovava la popolazione per discutere temi politici, quindi è anche un bene che la piazza possa essere ripresa in mano e possa essere il centro del dibattito. Secondo lei dietro queste piazze c'è anche un bisogno, la manifestazione di un bisogno di essere riconosciuti, di tornare ad essere visti? Beh, sicuramente sì, perché appunto molti di noi hanno dovuto stare chiusi in casa in secondo piano, in silenzio, ed è stato anche, devo dire, accettato dalla gran parte della popolazione. O era una fase storica come di ricostruzione. Se pensiamo anche all'emergenza durante i terremoti, prevede una prima parte nella quale suonano le sirene e tutti in ordine, in fila, seguiamo le linee tracciate per terra. Non è il momento di dialogare, discutere, ma subito dopo viene la fase della ricostruzione. La ricostruzione è comunque un qualcosa di nuovo, non rifare esattamente quello che c'era prima. In questa fase di ricostruzione della società io vedo anche giusto e utile che ci siano dei movimenti che ci si domandano in che modo dobbiamo ricostruirci. E le piazze ci stanno anche però raccontando che si sta creando una grandissima polarizzazione, no? Mentre ci sono persone che protestano in piazza, dall'altra parte ce ne sono altre che stanno ferme a guardare. Possiamo davvero pensare che siamo in una fase di polarizzazione, di tensione sociale così grande? E secondo lei, adesso è appena arrivata la notizia diffusa dal generale Figliuolo che apriranno tra un mese i vaccini per i ragazzini dai 5 agli 11 anni. Guardi, è una notizia che abbiamo saputo in questo momento. Quindi noi immaginiamo che ci saranno nuove piazze dove abbiamo visto portare anche bambini di protesta, e il tema verrà ancora di più polarizzato. Sì, è il grande rischio quando si continua a incentrare la comunicazione, ma dico da entrambe le parti, premendo sull'angoscia e sulla paura delle persone, e quindi spingendo le persone a manifestare solamente di pancia. Quindi vedo purtroppo il rischio da entrambe le fazioni, dei pro Green Pass, no Green Pass, pro Vax e no Vax,
spesso a fare un muro contro muro e a incentrare tutto sulla paura, sulle le catastrofi alle quali andiamo incontro. Se invece iniziassimo, dopo ormai 2 anni di pandemia, a pensare che non abbiamo di fronte semplicemente il nulla della paura, ma abbiamo di fronte un problema che deve trovare delle soluzioni, allora forse molti potrebbero interfacciarsi con questi movimenti di piazza e anche dialogare tra di loro, seguendo di meno queste voci molto polarizzanti. Infatti parallelamente sta succedendo, questo è un altro dato, no, di cui siamo a disposizione, succede che la produzione di farmaci come ansiolitici e antidepressivi negli ultimi 2 anni si è raddoppiata. Dunque ci stiamo radunando, ci stiamo ritrovando, abbiamo anche forse bisogno della piazza, ma non siamo un po' più soli? Probabilmente ci sentiamo un po' più soli. Da una parte l'aumento degli antidepressivi non possiamo comunque fare il paio con l'aumento della depressione. Ricordiamoci che sono cose diverse, diagnosticare una depressione e ricorrere a un antidepressivo. Molto spesso gli antidepressivi sono farmaci che vengono prescritti quando una persona da sola si autodiagnostica, tra virgolette, nel senso che dice al medico io mi sento depressa, quindi è un ricorrere molto spesso a una modalità di soluzione a portata di mano e semplice. Quindi da una parte forse potremmo riflettere sul fatto che siamo abituati a delle soluzioni veloci e preconfezionate, quindi nel momento in cui ci siamo fermati, siamo entrati in contatto con le nostre emozioni, ci siamo accorti che ci sono delle emozioni negative che magari prima potevano essere anche un po' più messe a tacere dall'avere tanti impegni, dall'avere una vita sociale intensa. Nel momento in cui queste emozioni tornano a galla si cerca di affrontarle in una maniera quantomeno un po' magica, no? La pillola che risolve tutto. Quindi dovremmo magari anche cominciare ad accettare e rielaborare queste emozioni che non sono negative, che non sono sempre una depressione, ma sono un umore basso, una riflessione o sono le spie di qualcosa nella nostra vita che andava cambiata. Ecco, anche in precedenti colloqui che abbiamo fatto assieme, lei, dottoressa, ha insistito molto sulla famiglia, no? Sul ruolo della famiglia e su quanto queste emozioni forse potrebbero essere condivise, diffuse, scambiate. Sì, sicuramente poter parlare con qualcuno, con le nostre relazioni più intime, parlare con i familiari, a trovare qualcuno che ci ascolta, laddove non ci sono familiari, amici e laddove il problema effettivamente è di difficile soluzione, anche di difficile comprensione, meglio rivolgersi a un professionista che magari ci aiuta a fare il punto della situazione, semplicemente a chiarificare le idee e ci può dare nuova linfa per procedere con un passo diverso rispetto al passato. Tra pochissimo dopo la pubblicità, quindi davvero le chiedo di attenderci pochi secondi, proprio perché abbiamo spostato il focus dalle piazze alle famiglie. Vorremmo toccare con lei il tema dello Squid Game. Se ne è parlato tantissimo nelle ultime 2 settimane e spesso tra i genitori e dei ragazzi si è inserito anche questa nuova serie, perché ha portato con sé un carico di violenza importante, e spesso sono molti genitori che fanno fatica a relazionarsi, no? con questa serie di cui si stanno appassionando davvero tanti ragazzi da noi intervistati, hanno difeso in tutti i modi questa nuova serie. Allora ci attenda pochissimi secondi, poi torniamo insieme e ne parliamo. Eccoci, ben ritrovati di nuovo con prima edizione di Antenna 3. Allora, il focus dell'argomento è questo: Squid Game, serie TV coreana, dove una serie, tante persone, diciamo gli ultimi miserabili, se così li possiamo definire, si sfidano proprio attraverso dei giochi di una volta per riuscire a vincere un montepremi. Il problema è che la sfida, al termine della sfida, chi non dovesse vincere muore, quindi viene di fatto ucciso. Quindi una serie molto violenta. Ne stiamo parlando con la dottoressa Fortunata Pizzoferro. Ancora ben ritrovata, dottoressa. Buongiorno, eccoci qua. Allora, partiamo da qui. Perché Squid Game è diventato un fenomeno, secondo lei? Cioè, perché ha realizzato tutte queste visualizzazioni in così poco tempo? Ho sentito dire molto spesso, Anna, che questa serie ha turbato i bambini. Io mi domando se in realtà questa serie non abbia turbato i genitori. Abbiamo sicuramente a che fare con un prodotto pieno di violenza, però d'altra parte quanti prodotti pieni di violenza
ci sono anche nelle serie TV in chiaro, anche normalmente anche nei telegiornali, sto pensando, rispetto a quello che possono vedere i bambini. Io sto pensando, un paio di giorni fa ascoltavo un servizio sul Summit per l'ambiente ed è stato detto letteralmente siamo a un minuto prima della mezzanotte, laddove la mezzanotte è la fine del mondo. Quindi mi domando, un bambino che a tavola con i genitori ascolta questa frase, ovviamente lasciato da solo può essere turbato da questa frase. Quindi è una serie che comunque è vietata ai bambini sotto i 14 anni, quindi da una parte sicuramente c'è un tema di limiti e regole, quindi i bambini in teoria questa serie non avrebbero dovuto vederla, ma qualora capiti che per qualche motivo ne parlano oppure abbiano visto degli spezzoni e se effettivamente hanno dei comportamenti di emulazione, ma l'emulazione per i bambini può essere al pari di giochiamo alla guerra, Certo. oppure mi sto domandando quando i papà con i bambini piccoli raccontano la favola di Cappuccetto Rosso e mimano il lupo e dicono adesso ti mangio, non è anche quella emulazione? Quindi laddove i bambini stanno emulando non allarmiamoci, ma ascoltiamoli. Cosa stanno facendo in quel momento i bambini? Stanno semplicemente agendo la loro necessità di esprimere una serie di energie magari che sono state represse. Quindi non parlerei tout court di turbamento nei bambini. C'è stato sicuramente un turbamento nei genitori, se c'è tutta questa concentrazione verso una serie TV, perché ricordiamoci che non è una serie TV che parla ai bambini, è una serie TV che parla ai genitori, perché ci sono dei temi molto impegnativi. Lei citava appunto il tema della stratificazione sociale degli ultimi, pensiamo anche al tema dell'impotenza presa, cioè non c'è nulla che io possa fare per modificare la mia vita e allora metto in gioco la vita stessa. Sono comunque temi troppo difficili per i bambini. Lei ritiene che proprio perché è diventato un fenomeno molti siano stati attratti perché ha avuto un record di visualizzazioni, quindi è stato molto visto anche dagli adulti, è perché c'era questa angoscia crescente per il tema della sfida, cioè che cosa attrae alla fine, perché si è visto questo e non magari qualcos'altro? Da una parte in questo momento se ne sta parlando tantissimo, poi sicuramente devo dire una serie densa di temi molto attuali. In questo momento noi abbiamo appunto attraversato una fase in cui ci si è sentiti tutti un po' impotenti. Certo. È una serie TV che tocca dei temi importanti come la responsabilità delle proprie azioni. Ricordiamoci che tutte quelle persone decidono in autonomia anche di mettere in gioco la propria vita, fanno una scelta dalla quale sono responsabili e che poi li coinvolge in un meccanismo più grande di loro, anche a dover scegliere tra la propria vita e la vita dei loro amici, ma sono dei dilemmi morali, tra l'altro anche utili per un confronto, non certo con i bambini, ma per esempio con gli adolescenti. Quindi se un adolescente di 15-16 anni guardasse questa serie, io la utilizzerei anche per dialogare su questi temi molto importanti, su come affrontarli. Perché ricordiamoci che a 15 anni, 16, i ragazzi raggiungono la piena maturità cognitiva, quindi possono sicuramente dialogare di qualunque cosa se li aiutiamo e li alleniamo. Quindi immagino che lei plauda all'iniziativa di alcuni insegnanti che hanno portato Squid Game in classe, dicendo parliamone. Non dico che debbano farlo tutti, ma se un insegnante si sente di farlo e ha un pensiero dietro questa cosa, non ci vedo nulla di male. L'importante quando si fanno delle azioni, sia con i bambini che con gli adolescenti, è avere un pensiero retrostante del perché lo sto facendo e dove voglio andare. Quindi quando chi ha criticato, diciamo, questa serie definendola una serie che ha un impatto educativo molto forte sui ragazzi, secondo lei che cosa ha sbagliato? Allora, sicuramente non è una serie che ha un impatto educativo sui bambini. Come dicevamo, per i bambini è vietato. Penso che si sia in questo momento concentrate le energie di protesta verso questa serie perché abbiamo bisogno in questo momento di trovare sempre una soluzione esterna, di qualcosa che non va all'esterno, che dobbiamo eliminare per poter allontanare da noi questa incertezza del mondo, della vita attuale. Sì. Ogni giorno noi dobbiamo fare i conti col fatto che non sapremo tra un mese, tra 3 mesi effettivamente che tipo di vita potremo condurre, che tipo di progetti possiamo portare avanti. Questa
ansia un po' sotterranea che ci portiamo dietro, tutti cercheremmo di incanalarla verso un nemico esterno e vediamo che di nemici esterni ne stiamo trovando tanti, appunto il vaccino, il Green Pass, le grandi potenze estere e anche una serie TV. Si chiede di spegnere una serie TV come se questo fosse risolutivo di problemi che comunque rimangono sempre nostri. Dove possiamo andare a trovare, secondo lei, dottoressa, gli strumenti per imparare a gestire, no? Riuscire a gestire questo, che è un sentimento comune che sta coinvolgendo molte persone? Ci dia qualche traccia. Sicuramente questi strumenti si possono andare a trovare appunto nella ragione che possiamo avviare se smettiamo di urlare e di avere paura. Io ho notato che da un po' di tempo ci sono spesso titoli anche di giornali che dicono psicologi lanciano un allarme. Io non sono la psicologa che lancia allarmi perché secondo me gli allarmi sono quelle sirene che ci fanno male alle orecchie e non ci permettono di ascoltare. È venuto invece il momento di, con un po' più di pacatezza, di cominciare ad ascoltare, di dialogare per capire effettivamente quali sono i problemi e nel momento in cui i problemi vengono compresi, allora ci sono anche delle soluzioni. Smettiamola di agire impulsivamente di pancia anche in preda sempre all'ansia. In poche parole proviamo ad essere lucidi? Proviamo ad essere lucidi, collaborativi e pensare che non ci sono mai situazioni bianche o nere, ma ci sono sempre dei problemi complessi e in ogni problema complesso ci sono degli aspetti negativi, degli aspetti positivi, anche da un problema può nascere qualcosa di buono, quindi anche per esempio, tornando alle proteste di prima, i ragazzi in piazza che protestano rispetto appunto anche all'ambiente, ricordiamoci che è tipico della loro fase evolutiva quella di protestare verso uno status quo, quindi non parliamo dei ragazzi e degli adolescenti solo quando fanno qualcosa di negativo, ma valorizziamo anche la loro volontà, a volte anche idealistica, magari anche non gestita bene, ma di essere protagonisti del cambiamento e del loro futuro. Grazie dottoressa, è quello che ci auguriamo, quello che in qualche modo stiamo vedendo anche con questo G20, ci stiamo appassionando delle immagini che arrivano da Glasgow, quindi ne siamo anche contenti. Dottoressa, grazie per averci dedicato questo tempo e per aver approfondito una serie di temi saltando, diciamo, un po' di qua e un po' di là. Grazie ancora per la sua disponibilità. Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Allora, pochissimi secondi per dirvi e per confermarvi in qualche modo quello che ha detto Figliuolo, anche Lucatelli lo ha appena detto, notizia battuta dall'ANSA, entro Natale si potrà iniziare a ragionare di inoculare il siero anti-Covid anche ai bambini dai 5 agli 11 anni. E questa è la notizia con cui noi chiudiamo la nostra diretta. Io ringrazio in regia Alessandro Granzera, Mattia Pizzaia per il lavoro fatto con la nostra Chiara Gaiani in collegamento da Verona e la nostra Ilaria Marchiori in collegamento da Mestre e voi telespettatori ovviamente per averci seguito. Grazie, arrivederci.